Salve a tutti, risolviamo ora alcuni esercizi riguardanti il calcolo combinatorio. Quindi, quante parole possiamo scrivere con le lettere della parola matematica? Parole, l'ho messo tra virgolette perché prendiamo anche parole che non abbiano alcun senso, cioè sequenze di lettere prese da queste lettere. Quindi qui dovremmo usare le permutazioni perché abbiamo delle lettere messe in fila, degli elementi messi in fila, però le permutazioni con ripetizione perché abbiamo 2M, 3A e 2T nella parola matematica. Poi sì, solo queste si ripetono, le altre lettere compaiono una volta sola. Allora abbiamo le permutazioni con ripetizione di 10 elementi con 2 che si ripetono, 3 che si ripetono e 2 si ripetono. E allora si calcola come 10 fattoriale fratto 2 fattoriale, 3 fattoriale, 2 fattoriale. Adesso scrivo il prodotto da 10 indietro fino a 3 fattoriale, perché qui ho 3 fattoriale che poi si andrà a semplificare, e qua 2 fattoriale è semplicemente 2, perché 2 per 1 non serve scrivere 1, 2 e qui 2 da quest'altro. Vado a semplificare anche questo 2 e questo 2, ottengo tutto questo prodotto, me lo calcolo e posso fare, diciamo, parole anche senza significato, ne posso fare 151.200. Boh, poi un altro esercizio. In un festival abbiamo 10 film e vengono dati premi per la regia, per il miglior attore protagonista e per la colonna sonora. E ci chiediamo in quanti modi possono essere attribuiti i premi ai 10 film. È da notare che lo stesso film potrebbe prendere il premio anche in più di una categoria, volendo anche in tutte e tre. E allora come possiamo ragionare? Possiamo pensare che abbiamo il premio della regia, il premio per il miglior attore protagonista, il premio per la colonna sonora e in quanti modi posso scegliere il premio per la regia? In 10 modi, posso scegliere uno qualunque dei 10 film, ma anche per l'attore protagonista posso scegliere uno qualunque dei 10 film, perché potrebbe essere anche lo stesso di prima e anche uguale, per la colonna sonora posso anche scegliere uno qualunque dei 10 film. Ok, qua è già chiaro come si calcola, comunque sono le variazioni con ripetizione di ordine 3 da 10 elementi e quindi si calcola come 10 alla terza, comunque era chiaro già qua, 10 per 10 per 10 e sono 1000, si possono attribuire in 1000 modi diversi questi premi. Ancora un esercizio, allora abbiamo 4 punti nel piano che non è detto che siano disposti così come vedete qua. L'unica limitazione è che prendendone a 3 non stanno tutti sulla stessa retta. Ok, e adesso dati questi punti ci chiediamo, questi punti quante rette determinano? Poi quanti triangoli determinano? E poi quanti triangoli con un vertice in A determinano? E allora, partiamo con la rete. Una retta viene determinata da due punti, quindi ogni coppia di punti tra questi quattro mi determina una retta. E quindi quante possibilità ci sono? Beh, da quattro elementi che abbiamo dobbiamo calcolare combinazioni, le combinazioni di ordine 2 da quattro elementi. E, e quindi da 4 punti dobbiamo vedere in quanti modi si possono scegliere due punti qualsiasi. Risolvo l'esercizio con le combinazioni perché qui non è importante l'ordine dei punti, perché ad esempio il punto A e B determinano una retta, ma non è che adesso un'altra retta si dico il punto B ed A, è sempre la stessa retta. Quindi ho usato le combinazioni e non le variazioni. E allora, usando la formula abbiamo 4 fattoriale fratto 2 fattoriale, poi 4 meno 2 fa 2 fattoriale. E vabbè, 4 fattoriale 4 per 3 per 2, qua 2 fattoriale è 2, anche qui è 2, vado a semplificare, ho 2 per 3 è 6. E poi quanti triangoli determinano? Da questo insieme di 4 punti se ne scelgo 3 ho un triangolo e quindi devo vedere con le combinazioni sempre in quanti modi posso scegliere 3 punti posso scegliere 3 elementi tra questi 4, quanti modi posso scegliere 3 punti tra questi 4 punti. Allora 4 su 3
simbolo binomiale, 4 fattoriale fratto 3 fattoriale, 4 meno 3 fa 1, 1 fattoriale è 1 comunque. Allora, qui posso scrivere così, 4 per 3 fattoriale fratto 3 fattoriali, così va via. Ho moltiplicato con la coda, no? 4, poi 3 fattoriale mi dà tutti gli altri numeri fino a 1. Ok, allora qua vado a semplificare e trovo 4. Poi, quanti triangoli con un vertice in A determinano? Adesso qui come si può ragionare? Si può ragionare così. Il punto A è già, ce lo teniamo da parte, è già un vertice. Quindi lì non c'è scelta, il punto A è un vertice del triangolo e noi per fare il triangolo ci servono altri due punti, ma quegli altri due punti li scelgo tra questi tre, non A. Quindi tra tre punti ne devo scegliere due, allora è sempre il simbolo binomiale 3 su 2. 3 fattoriale fratto 2 fattoriale, 3 meno 2 fa 1, 1 fattoriale. 3 fattoriale 3 per 2, qua 2 fattoriale 2, semplifico e trovo 3. Comunque è giusto che in questo caso i numeri ottenuti sono abbastanza bassi, ho potuto anche disegnare tutto. Allora, quante rette determinano 6? E qui in questo disegno le vedete tutte e 6. Quanti triangoli determinano 4? Beh, qui con 4 colori diversi ho disegnato i 4 triangoli. E quanti triangoli con un vertice in A determinano? Sono solo 3. Qui ho cerchiato il vertice A e qui ho disegnato con 3 colori diversi i 3 triangoli. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.